La seduta è aperta, l'assessore è presente, l'assessore Dagnino. È aperta la discussione generale. Ho il primo a intervenire già registrato, che è l'onorevole Cateno De Luca. Prego, onorevole, a lei la parola. Signor Presidente della Regione Siciliana, oggi rappresentato dall'assessore Dagnino, signor Presidente del Parlamento, qui rappresentato dal Vice onorevole Nuccio Di Paola, colleghi, cittadini. Oggi inizia il dibattito sulla legge più importante che annualmente il Parlamento è chiamato a discutere, emendare ed approvare: la legge di bilancio e la legge di stabilità. Questa è la quarta legge di stabilità del governo Schifani. La prima è stata approvata a febbraio 2023 con un solo mese di esercizio provvisorio. La seconda e la terza legge di stabilità è stata approvata, anzi la seconda è stata approvata in prossimità delle festività natalizie, con un record che appartiene all'intero Parlamento: evitare l'esercizio provvisorio ed il rallentamento del sistema Sicilia. Sul Chiama Nord, il 29 ottobre scorso, ha consegnato nelle mani del Presidente Renato Schifani 100 proposte sulle quali, in circa 2 ore di esposizione, ne ha rappresentato la visione strategica. Il gruppo parlamentare Sud Chiama Nord, nel compimento del proprio dovere, ha cercato di contribuire con spirito propositivo e costruttivo, sottoponendo all'attenzione del Governo, alla luce del sole, un centinaio di proposte all'insegna della valorizzazione del sistema degli enti locali, della qualità dei servizi ai cittadini, della sussidiarietà e del decentramento, della semplificazione amministrativa e dell'accelerazione della spesa, dello sviluppo imprenditoriale e dell'incentivazione degli investimenti, della creazione di nuovi posti di lavoro e della stabilizzazione dei lavoratori precari, della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, della promozione turistica e culturale, della mobilità sostenibile mare monti e fra territori omogenei. In quella sede, il 29 di ottobre, a Palazzo d'Orléans, abbiamo espresso la nostra ferma convinzione, in quanto movimento politico dei sindaci, riguardo all'errata considerazione del sistema Sicilia che spesso i governi regionali hanno avuto ed hanno messo in atto, in evidente violazione dei principi costituzionali di sussidiarietà e in dispregio del buon senso. Tutti i governi regionali degli ultimi 20 anni hanno esclusivamente agito per salvaguardare il funzionamento e la gestione corrente dell'apparato amministrativo e politico regionale, utilizzando come un bancomat i fondi destinati, sotto varie forme, al sistema degli enti locali per il proprio funzionamento e per l'erogazione dei servizi ai cittadini, o a discapito del tessuto produttivo, rallentando o bloccando i pagamenti al mondo delle imprese ed ai creditori della spesa regionale allargata. Nel passato recente, mentre è stata cronica la carenza di liquidità per far correre la spesa degli investimenti regionali mediante gli enti locali, ed è sempre stato un miraggio garantire le scadenze dei vari creditori del sistema pubblico regionale allargato, regione, enti locali, partecipate regionali e comunali, non si è mai verificato invece che l'apparato politico regionale, parlamentari, componenti del governo, rappresentanti del complessivo sistema politico amministrativo regionale, sia stato pagato in ritardo o sia rimasto senza stipendio o senza indennità per qualche mese, come purtroppo accade nel mondo dei comuni mortali. Non è concepibile, in definitiva, che una parte del sistema Sicilia possa continuare a funzionare a discapito delle altre parti del sistema.
Un'obiettiva analisi dei dati statistici degli ultimi 10 anni, scevra da qualunque preconcetto, mette in evidenza un dimezzamento delle risorse destinate al funzionamento degli enti locali e al sistema dei servizi al cittadino, accompagnato da ingiuste accuse rivolte ai sindaci, anche da parte di discutibili presidenti della Regione, di non essere capaci di svolgere il proprio mestiere sul fronte dei servizi urbani e della spesa per investimenti. Purtroppo chi non ha mai politicamente vissuto il territorio non comprende che lo sviluppo economico e sociale di un sistema regionale parte da un robusto ed innovativo sistema delle autonomie locali, che rappresentano i pilastri di qualsiasi visione strategica del sistema Sicilia. Una Sicilia bella e protagonista, che attrae e non respinge, può essere garantita soltanto dal basso e non mediante una gestione politica amministrativa alla Re Sole. Non accettiamo una visione palermocentrica del sistema Sicilia da parte di coloro che pensano di amministrare e gestire accentrando e di lasciare nell'oblio il sistema di governo del territorio. Se partiamo da questo presupposto, non possiamo continuare a ignorare che il sistema delle autonomie locali siciliano versa in uno stato di coma sempre più profondo e i dati statistici confermano questa drammatica realtà. Su 391 comuni, 78 sono in stato di dissesto, 40 sono in piano di riequilibrio, oltre 200 sono in perenne stato di dissesto funzionale, non riuscendo più a garantire i servizi minimi ai cittadini. Su 3 città metropolitane, una è in piano di riequilibrio, ma tutte sono in perenne dissesto funzionale, non potendo svolgere e sostenere con continuità i servizi e le attività di propria competenza. Su 6 liberi consorzi, 1 è in dissesto e 5 sono in perenne dissesto funzionale, non potendo svolgere e sostenere con continuità i servizi e le attività di propria competenza. Il decentramento amministrativo, con il cosiddetto sistema dei micromunicipi, normativamente previsto per le 3 città metropolitane, Messina, Palermo, Catania, non è mai stato attuato per carenza di risorse. Le coalizioni territoriali per la programmazione e spesa comunitaria, SIRO, FUA, aree interne, non sono in grado di funzionare a causa della carenza delle risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni elementari. Le società di gestione e vigilanza del servizio idrico, le ATI, e del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, SRR, non hanno le risorse per le attività correnti e per lo svolgimento delle loro funzioni di vigilanza sulle attività affidate ai privati, con un evidente sviamento del valore pubblicistico dei servizi essenziali di pubblica utilità e ad un progressivo abbassamento dei livelli di qualità e di guardia. I GAL e i DMO, che potrebbero rappresentare i baluardi delle attività strategiche nel sistema dell'agroalimentare e della promozione turistica, non hanno le risorse per andare oltre le attività di spesa dei fondi comunitari, come GAL, mentre è rimasto nel caos più totale il sistema territoriale della promozione turistica, ormai senza distretti turistici e con i DMO che ancora non sono stati neanche normati. Se in fondo alle graduatorie nazionali sulla vivibilità urbana continuano a esserci i comuni e le città siciliane, di chi è, Assessore, la responsabilità? Io il 29 di ottobre scorso avevo chiesto al Presidente della Regione siciliana di incontrare l'ANCI. Per l'ennesima volta, Assessore Dagnino, voi avete definito un percorso della legge di stabilità senza confrontarvi con l'ANCI. Ed è questa la seconda finanziaria che vede un mancato confronto di questo governo con l'ANCI. E le rimando qui l'invito ancora ad incontrare l'ANCI, che oggi ha per l'ennesima volta evidenziato lo stato di disagio che un organismo così importante, che rappresenta tutti i sindaci, perché voglio ricordare a me stesso che il Presidente dell'ANCI e i vicepresidenti dell'ANCI e tutto l'organismo di rappresentanza di vertice dell'ANCI è stata eletta all'unanimità da tutti i sindaci della Sicilia e quindi rappresentano in modo bipartisan il territorio. Ed il governo non si può permettere di sbeffeggiare l'ANCI e quindi i sindaci. Come si può pretendere
una Sicilia migliore se il sistema delle autonomie locali è stato depotenziato ed abbandonato al proprio destino? A cosa serve spendere soldi in promozione turistica e culturale se poi il territorio non ha gli strumenti per salvaguardare i livelli minimi di vivibilità urbana, come l'acqua, la pulizia, la vigilanza e la mobilità? Il gruppo parlamentare Sud Chiama Nord non può continuare ad accettare leggi di stabilità che non tengano conto di queste dinamiche, che sono la cosiddetta vita reale, vissuta dai nostri cittadini e dai turisti che continuano a venire in Sicilia grazie alle nostre risorse culturali, archeologiche e territoriali, ma non per meriti del sistema Sicilia, capace solo di sporcare e spregiare la Sicilia che abbiamo avuto in eredità anche grazie alle innumerevoli dominazioni che, stregati dalla magica Sicilia, hanno costruito un pezzo della loro cultura piuttosto che cancellare la sicilianità che hanno trovato. La Sicilia dovrebbe essere l'isola del bello, invece continua ad essere il luogo dei disservizi e della disperazione sociale. La Sicilia dovrebbe essere l'isola delle opportunità, invece continua ad essere il luogo dove si paga il pizzo legalizzato al sistema politico burocratico di scarso livello, in aggiunta a quello che ancora si paga al sistema della criminalità organizzata. Io credo in una Sicilia con una guida forte ed autorevole, ma articolata sul territorio con 391 sentinelle del buon governo, rappresentata da tutti i sindaci di tutti i colori politici. L'isola si sta autoimpoverendo, perché ormai i genitori siciliani si indebitano per mantenere figli che sono scappati per studiare o lavorare al nord Italia o all'estero. E in questa sede, per mera brevità e non avendo alcuna responsabilità di governo, ometto le nostre riflessioni sui servizi di diretta competenza e gestione della Regione, come la sanità. L'Agenas ha messo un timbro ben preciso sulla legge 5 del 2009 per come si è evoluta e per quella che è, continua ad essere, un servizio penoso, non degno di essere definito di civiltà. Non vogliamo parlare della mobilità urbana, interurbana, per la quale abbiamo denunciato un'operazione di monopolio per la quale ci sono state delle connivenze per le quali noi chiederemo di andare fino in fondo, perché siamo stati minacciati da queste lobby e queste lobby sono riuscite a insinuarsi all'interno del Parlamento siciliano. Non vogliamo parlare delle aree di sviluppo industriale e produttivo, dei consorzi di bonifica, del sistema della forestale, del diritto allo studio e alla formazione professionale, anche se poco fa abbiamo assistito al grido di dolore della Coldiretti che, in rappresentanza di oltre 8.000 aziende, ha chiaramente chiesto alla politica di essere seria, ha chiaramente chiesto al governo di avere una visione per le emergenze immediate e una visione strategica che metta in campo ovviamente quello che sarebbe il segnale del cosiddetto buon governo. Oggi mi permetto di dire che abbiamo iniziato in malo modo la discussione sulla legge di stabilità, che in Commissione bilancio è stata approvata dalla maggioranza di governo e da Sud Chiama Nord, mentre i colleghi dell'opposizione hanno legittimamente abbandonato i lavori della Commissione, perché ad un certo punto ci siamo ritrovati con emendamenti che ci passavano sotto gli occhi senza un doveroso approfondimento, mettendo in difficoltà tutti quanti. Sud Chiama Nord, dopo aver fatto il suo consueto lavoro di approfondimento sulla legge di stabilità e dopo aver avuto l'ennesimo confronto a Palazzo d'Orleans con il presidente Schifani, l'assessore Dagnino e lo staff tecnico della Presidenza della Regione, nella mattinata del mercoledì 3 dicembre sulle norme che riteneva indispensabili per una positiva valutazione della legge di stabilità, non poteva abbandonare i lavori della Commissione bilancio, perché i passaggi politici vanno consumati fino in fondo. E questo è stato chiaramente spiegato anche ai colleghi delle opposizioni, alle quali ovviamente rivolgo le mie scuse se da questo punto di vista non siamo stati solidali con quel gesto che in quel momento era legittimo e andava fatto. Siamo rimasti in Commissione bilancio ed abbiamo ottenuto l'approvazione, tra uno scontro e l'altro,
di buona parte degli emendamenti su cui avevamo focalizzato la nostra attenzione. Alcuni emendamenti sono saltati, come quello del trasporto turistico locale, ma tutto sommato la maggioranza aveva accolto le altre principali richieste di Sud Chiama Nord, con l'impegno di completare e sistemare in Aula alcune storture che si sono consumate nella dialettica politica in Commissione bilancio. Abbiamo espresso transitoriamente il nostro voto favorevole in Commissione bilancio alla manovra di bilancio, rinviando ai lavori d'Aula la nostra posizione definitiva, che è subordinata agli impegni che il Governo assumerà in relazione alla variazione di bilancio di oltre 2 miliardi di euro che si dovrà fare verso il primo mese di luglio. Noi siamo una forza di opposizione. Noi non influiamo sui numeri della maggioranza. Partiamo però dal presupposto che se ti viene data la possibilità di poter fornire il tuo contributo per migliorare una legge, deve prevalere il senso di responsabilità in coerenza con la nostra funzione di parlamentari, che, lo ribadisco, è fare le cose e farle fare nel modo migliore possibile. In democrazia non esiste la dittatura delle opposizioni, tranne che la maggioranza ha la sindrome della Caporetto. Io parto dal presupposto che spesso l'ottimo è il nemico del buono. Io da sindaco di Sicilia avrei fatto una legge di stabilità completamente diversa. Ma se la maggioranza mi darà la possibilità di poterne scrivere un pezzo con le nostre idee, allora io ne prendo atto ed accetto il compromesso che mi consente di incidere su una legge che potrebbe essere approvata anche senza i voti di Sud Chiama Nord. Se la maggioranza vuole andare avanti con la sindrome dell'autosufficienza e non accoglie i nostri suggerimenti, allora ne prendiamo atto e faremo ciò che il regolamento d'Aula ci consente di poter legittimamente fare. Il governo Schifani rappresenta appena il 20% dei siciliani, quindi è un suo dovere aprirsi anche ai suggerimenti dell'opposizione, che assieme rappresentano l'altro 30% del popolo siciliano. Perché la parte più consistente dei siciliani, purtroppo, il 52% per l'esattezza, non è andato a votare a settembre del 2022. Signori della maggioranza, è un vostro dovere aprirvi ai suggerimenti delle opposizioni, perché il buonsenso porta alla condivisione, soprattutto quando fuori da questo palazzo si è minoranza del popolo siciliano. Vogliamo ribadire la nostra posizione politica. Non bastano gli slogan per cambiare la Sicilia. Bisogna definire un nuovo modello di Sicilia, che in queste leggi di stabilità, Assessore Dagnino, lo ribadisco anche in questa occasione, io non vedo. Perché qui nessuno pretende che con la bacchetta magica sistemate immediatamente i disastri ereditati dallo stesso colore politico che ci ha governato, ereditati in questi ultimi 20 anni da tutto l'arco costituzionale che ha amministrato la Sicilia, anzi che non ha amministrato la Sicilia, ma l'ha accompagnata sempre di più al baratro. Ma io le ho chiesto in più occasioni politiche di bilancio, visione strategica, ma anche in questa occasione lei ha perso una grande opportunità. E la visione strategica è molto semplice e banale, è avere la capacità, conoscendo il contesto nel quale ci si muove, di stabilire un percorso ben preciso sul quale chi governa ci mette la faccia. Sulla crisi idrica, per esempio, voi ancora non avete il quadro di quello che è il disastro che avete ereditato e non avete avuto neanche il coraggio di dire a questo Parlamento e ai siciliani e alle forze produttive e agli agricoltori entro quanto anni verrà risolto il problema. Perché chi amministra anche queste responsabilità deve dare una speranza. E questo è un governo che ancora non riesce a dare speranza. E l'abbiamo chiesto più volte. E questo non è un tema di essere di maggioranza o di opposizione.
Questo è un tema di buonsenso di chi ha chiesto ed ottenuto di governare. Non siete in questo momento un governo che ha avuto la capacità di esprimere una prospettiva. Ed è ovvio che quello che è il tema della programmazione, quello che è la pianificazione strategica, posso dire senza voler offendere nessuno, che ancora non ne avete capito il significato. E infatti le leggi di stabilità, le norme che ci sono all'interno, sono operazioni spot scollegate, perché singolarmente possono avere la loro valenza, ma se non sono inserite in una strategia complessiva, sono norme spot che rischiano di essere, ora glielo dimostro, Assessore, di essere da questo punto di vista neutralizzate dall'assenza di una visione sistemica. Non avete neanche potenziato quello che vi è stato chiesto, e ve lo ribadisco: il decentramento e la valorizzazione dei palazzi municipali. Non avete neanche pensato a un sistema di controllo trasparente sull'attività della pubblica amministrazione. Voi non avete idea il pizzo legalizzato che scaturisce dai ritardi, dalle omissioni che la pubblica amministrazione regionale, i vostri uffici regionali consumano quotidianamente, e siamo ancora lì a ricerca dell'innovativo, quando non si ha la capacità neanche di saper gestire il corrente e di raggiungere un livello di normalità che sarebbe già un grande successo di questo governo. E non avete neanche mai verificato se le leggi di questo Parlamento vengono realmente poi applicate o disapplicate dall'apparato regionale. Io le posso dimostrare, Assessore, che buona parte delle leggi che questo Parlamento ha fatto ancora non sono state attuate, per quello che è un tema di mala gestio o omissione nella filiera dell'amministrazione. Il Presidente Schifani ha affermato in occasione del suo intervento per la mozione di sfiducia che in cassa in questo momento ci sono 14 miliardi di liquidità. Lei conferma, Assessore? Bene. Ma qualcuno ha spiegato al Presidente Schifani, mi permetto di dire, il suo cerco magico, che è quello che si forma per chi amministra, non è un termine ovviamente dispregiativo, cioè coloro che stanno attorno a chi governa. Qualcuno del cerchio magico ha spiegato la differenza al Presidente Schifani tra cassa libera e cassa vincolata? Veda, Assessore, se mi degna della sua attenzione, la domanda ora gliela rivolgo a lei. Lei lo sa di quei 14 miliardi di liquidità quanto è cassa libera e quanto è vincolata? Non lo sa. Io l'ho controllato perché mi ha incuriosito e ora le do l'esito. Qualcuno deve avere il coraggio di spiegare al Presidente Schifani che certi numeri non sono un segno di bravura, e soprattutto quei numeri, detti in quel modo, lanciano un messaggio sbagliato, e ora glielo dimostro. Lei, Assessore Dagnino, è nelle condizioni di dirmi su 14 miliardi quante la cassa libera derivante da entrate proprie e quella vincolata perché è collegata ai fondi extraregionali? Qualcuno ha spiegato al Presidente Schifani che un'eccessiva giacenza di cassa non è sempre sinonimo di virtuosismo? Ma avete verificato per quale motivo siete arrivati a 14 miliardi di liquidità di giacenza? Avete un report dei tempi che la struttura regionale impiega a trasferire le risorse ai destinatari delle norme che fa questo Parlamento? Avete idea di quante risorse non vengono impegnate entro fine anno da parte dei dipartimenti e se ne vanno in avanzo facendo lievitare la liquidità? Lo sapete, ad esempio, che nel settore della sanità ancora bisogna saldare il 2024 ai creditori e a tutti i soggetti convenzionati? Liquidità.
Lo sapete, Assessore, che il budget 2025 ai soggetti privati convenzionati nel settore sanitario non è stato ancora definito ed assegnato? Liquidità non trasferita. E ora le racconto una storia. Il Presidente, se mi concederà qualche altro minuto in più. Assessore, a me gli occhi, mi guardi, la prego. SIGECO. Che le dice questo meraviglioso termine? Il SIGECO è il sistema di gestione e controllo, è un cosiddetto atto d'obbligo. È quel manuale, molto noto ai sindaci, che disciplina le fasi della circolazione della liquidità per la spesa collegata ai fondi cosiddetti extraregionali. Le fasi della richiesta, il trasferimento, la gestione, il controllo e la rendicontazione. Ci sono delle direttive di carattere generale che consentono ai soggetti delegati della spesa regionale, che ovviamente hanno dei margini di movimento e quindi possono decidere, ad esempio, se dare acconti nella misura del 20%, come fa la Regione Siciliana, o fare altro. Quello che viene inserito in piattaforma, attenzione, ci tengo a sottolinearlo, da parte del soggetto attuatore della spesa, quando spende, quindi poi inserisce in piattaforma ciò che ha speso, non è un inserimento ai fini del controllo immediato di merito di secondo livello. Non è un controllo sulla legittimità della spesa che ho fatto. Quindi si potrebbe semplificare innalzando, Assessore, la percentuale di anticipazione e ridurre le procedure di inserimento in piattaforma con le conseguenziali procedure di accreditamento delle ulteriori risorse. Tutti sanno che per ogni fondo extraregionale alla fine si procederà con l'audit di rendicontazione definitiva, che è la sede dove si entra nel merito della legittimità e della correttezza della singola spesa. La Regione, questo lei forse non lo sa, agisce su questo fronte con almeno 5 provvedimenti di erogazione di liquidità, con un prolungamento dei tempi che causa a fine anno anche un avanzo di amministrazione che richiede le ulteriori procedure di riaccertamento con un blocco fisiologico da un anno contabile all'altro, che fa lievitare la cassa. Se invece la Regione procede con un acconto unico del 90%, la spesa sarebbe più veloce perché ogni procedura di acconto ha una durata media di 3 mesi. Cioè, per essere chiari, noi in questo momento per una stessa opera fatta a base 100, la Regione dà acconti del 20%, fa 5 procedure, ogni procedura dura 2-3 mesi, per quei 2-3 mesi si blocca la spesa poi del soggetto attuatore perché possibilmente non ha la liquidità per andare avanti. SIGECO, parola magica, Assessore, se la segni questa, perché poi aspetto una risposta su questo argomento. È ovvio che a tutto questo bisogna aggiungere un altro aspetto, Assessore. A me gli occhi. Guardi, le sto facendo un'altra domanda. A me gli occhi, Assessore. Lei lo sa quanto ha ricevuto in acconto per quanto riguarda i fondi extraregionali per l'avviamento della programmazione 2021-2027? Non lo sa. Ebbene, glielo dico io. Ci sono almeno 5 miliardi, poi lei mi correggerà, perché io l'ho saputo dall'usciere, lei con un clic lo può sapere. Circa 5 miliardi che sono l'acconto dato per quanto riguarda i programmi di spesa extraregionali. Stiamo parlando del PNRR, del POFESD, dell'FSC, dell'FSE. Ebbene, non corrisponde, signor Presidente, a quella che è l'anticipazione avuta
dalla Regione non corrisponde la correlativa capacità di spesa, e quindi lì si vede l'incapacità della spesa. Ecco perché abbiamo 14 miliardi di liquidità fermi. Ma qual è l'imprenditore che terrebbe fermi sul conto corrente miliardi inutilmente? Anche da questo punto di vista, ovviamente, il tema sarebbe da approfondire, perché potremmo anche immaginare di costruire, se avessimo tutta questa liquidità libera, signor Presidente, il cosiddetto FAL, Fondo di Anticipazione di Liquidità, che è una norma che è stata fatta a livello nazionale nel 2013, se non ricordo male, proprio per dare anticipazione di liquidità ai comuni. Ovviamente voglio aggiungere anche un altro aspetto: i 2 miliardi di avanzo di amministrazione libero. Noi ci auguriamo tutto questo, ma le faccio un esempio però. Veda, tra questi 2 miliardi c'è tutta quella spesa che non è stata effettuata, ma che non è stata neanche impegnata, per cui lei contabilmente ce l'ha libero, che riguarda esattamente i ritardi della macchina amministrativa. Le faccio un piccolo esempio banale, poi lo invito a fare una ricognizione da questo punto di vista. Veda, articolo 30, comma 2 della legge 25-12 agosto 2024, la variazione di bilancio. Questo Parlamento ha destinato 200.000 euro al Comune di Taormina per realizzare la propria fondazione. Lei lo sa che ancora non è stato neanche fatto l'impegno? Sono passati quasi 1 anno e mezzo. Veda, queste 200.000 euro lei ce l'ha nell'avanzo libero. Lo sa quante esempi le potrei fare del genere? Verificate bene, allineate bene quelle che sono le norme fatte da questo Parlamento, perché voi un monitoraggio della filiera complessiva dell'amministrazione, fatta la legge, la filiera amministrativa, non ce l'avete. Ed ecco perché ovviamente poi ci potremmo trovare di fronte alla cosiddetta, purtroppo, illusione monetaria. Concludo, Presidente, con un'ultima riflessione che è doverosa per quanto ci riguarda. L'assessore Dagnino ha assunto degli impegni ben precisi in Commissione Bilancio e l'ha assunta anche nelle nostre interlocuzioni, perché io faccio interlocuzioni che posso raccontare, non faccio interlocuzioni che non posso raccontare, cioè che generano imbarazzo. E in Commissione Bilancio è stato ribadito una richiesta ben precisa, e lei lo sa. Noi abbiamo chiesto almeno 50 milioni di euro in più, almeno, per il Fondo delle Autonomie Locali. Io ho chiesto a questo governo che facesse un report per portarlo al Parlamento di quello che è successo negli ultimi 3 anni, almeno di questo governo, perché degli altri non ne voglio parlare. Voglio parlare di questo governo, di quello che è l'andamento dei trasferimenti alle autonomie locali, e ho chiesto formalmente che ci fosse, anche in vista di questi famosi 2 miliardi, un impegno chiaro con l'ANCI, con la quale non avete fatto per l'ennesima volta il confronto, di aumentare il fondo delle autonomie locali. È inutile che poi entriamo nell'ottica che ognuno di noi cerca di trasferire qualche euro in più ai sindaci, che non ci vedo niente di male se, ovviamente, in una visione strategica, tutti i palazzi municipali ricevono un beneficio in più, perché voglio ricordare sempre all'assessore Dagnino che se i comuni della Sicilia sono negli ultimi posti della vivibilità è perché la spazzatura, le buche, la luce, l'acqua, veda, è un compito che hanno i palazzi municipali. Ma se noi li continuiamo a strozzare, come pretendete una Sicilia vivibile? Mica si occupa delle strade di Taormina il Presidente della Regione, se ne deve occupare il sindaco di Taormina. Ma se al sindaco di Taormina ogni anno continuate a taglieggiare il fondo delle autonomie locali, come dovrebbe il sindaco
garantire i servizi minimi. Ho chiesto un impegno chiaro e in quest'Aula, quando inizierà la discussione, signor Assessore, io pretendo, nella visione che le ho consegnato, che questo avvenga. Lei non può liquidare questa legge di stabilità scollegata da quella che è la visione di questi 2 miliardi di giugno. Perché ci sono tematiche importanti che per carenza di risorse, avete detto, non avete potuto affrontare. E allora io sono anche pronto qui a lanciare, con chi ci sta, norme, perché questo è il momento di farle, che hanno da parte del governo la copertura finanziaria nella variazione di bilancio di giugno. La facciamo ora! La variazione di bilancio di giugno, e così finalmente impostiamo una strategia di medio e lungo periodo e non continuare a sperperare con la logica dello spezzatino le risorse. Ecco perché non avete avuto finora la capacità di consegnare una visione strategica dei problemi. E io su questo, signor Assessore, la invito a trasferire in termini definitivi il messaggio al Presidente Schifani. Io non lo so che fine faranno i miei emendamenti, perché mi è stato detto che nella seduta spiritica che avete fatto ieri, quando a un certo punto è stato evocato Cateno De Luca, il clima disteso è diventato tempesta. Ma io non ho problemi, anche perché io gli emendamenti che ho fatto sono lì e sono pronto a difenderli nel merito. Perché è vergognoso che la città di Messina venga pagato dal fondo regionale del trasporto pubblico locale 1,20 € a chilometro rispetto a Catania e Palermo che ce l'hanno rimborsata a 2,70 €. Io ho chiesto non una marchetta, io ho chiesto pari dignità nei confronti di una città che si è rialzata da sola, viva Dio, e che oggi rappresenta la quinta città in termini di qualità di trasporto urbano e la prima in Sicilia. E questa è una questione che avevo posto già 3 anni fa. E poi potremo parlare anche tanto di altro, ma quando sarà il momento, io con orgoglio difenderò quello che è stato oggetto di una discussione, oggetto di una condivisione, oggetto di una valutazione positiva in Commissione Bilancio. E se ora voi volete fare prevalere la logica della faida, ma non c'è problema. Questa logica della faida vuol dire che ce l'affronteremo a testa alta e alla luce del sole in questo Parlamento. Grazie. Grazie onorevole Cateno De Luca. Comunico il congedo per motivi di salute dell'onorevole Adorno. E nel testo trasmesso della legge di stabilità è stato nuovamente inviato ai colleghi deputati, in quanto quello precedente trasmesso per mero errore materiale non conteneva il comma 12 dell'articolo 131, quindi è stato trasmesso il testo. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Safina, ma prima dell'onorevole Safina c'era l'onorevole Giambone che voleva intervenire sull'ordine dei lavori. Onorevole Giambone, ovviamente sull'ordine dei lavori, perché poi ho il collega Safina che è iscritto a parlare. Prego. Presidente, nel rispetto di tutti e tutte, io ritengo che come rappresentante del Partito Democratico oggi, e credo che altri riprenderanno questo argomento, che non può rimanere sotto traccia, mettiamola così, Presidente, anche agli occhi dei siciliani che ci seguono. Ecco, io vedo il Presidente assente. Abbiamo solamente la presenza dell'assessore Dagnino. Ora, noi siamo abituati, ai noi, ad avere oramai una sistematica assenza del Presidente della Regione, ma quantomeno nelle fasi iniziali delle finanziarie, per così dire a momenti alterni, il Presidente della Regione è stato qui presente.
Allora qui c'è non solamente una questione di mancanza di rispetto da parte del Presidente della Regione di chi oggi rappresenta i siciliani. La manovra finanziaria è il momento clou rispetto a quella che è la pianificazione, si determina il futuro della nostra terra e quindi non è solamente una questione di mancanza di rispetto. Sono sull'ordine dei lavori, Presidente, sono sull'ordine dei lavori, assolutamente sì, perché vado al punto. Questa manovra, che inizialmente è stata trasmessa in Commissione Bilancio con un numero di articoli intorno a 50, poi è lievitata a 134 articoli. Oggi discutiamo di 134 articoli. E allora oggi noi siamo nell'impossibilità, nella discussione generale, di far ascoltare la voce dei siciliani al Governo. Non c'è il Presidente della Regione e non ci sono tutti gli altri assessori che ognuno per competenza dovrebbero intervenire e dovrebbero ascoltare, e concludo, è una questione Presidente, di merito e non sull'ordine e dei lavori. dovrebbero ascoltare quello che noi abbiamo da dire, anche perché nel merito, Presidente dell'Assemblea, aggiungo un altro aspetto. Questa legge non ha nemmeno la relazione illustrativa all'inizio. Non so se l'avete notato, non c'è una relazione illustrativa. Dal momento in cui è stata trasmessa la norma al Parlamento è saltata la relazione illustrativa. Quindi noi, a distanza di poco più di 24 ore, siamo qui a discutere di emendamenti, di norme, di proposte, ma non c'è alcuno straccio di proposta illustrativa della norma, che rende oltremodo complicato andare a intervenire in tal senso. La relazione illustrativa è nei tablet assieme al testo del disegno di legge. È stata probabilmente trasmessa adesso, non c'era, non c'è stata fino ad oggi. Già ieri, per onore del vero, già ieri c'era la relazione illustrativa, onorevole Giamboni. Presidente, evidentemente lei rafforza quello che è il mio ragionamento. Stiamo parlando di 134 articoli per i quali solamente ieri è stata allegata la relazione illustrativa. Non fa altro che confermare quelle che sono le criticità. E finisco. Presidente, qui c'è bisogno... Le voglio dire però una cosa, che il suo intervento, dico io la sto ascoltando, però non è sull'ordine dei lavori, perché il testo di legge, quando è stato trasmesso a tutti i colleghi, quindi ieri, era compreso anche di relazione illustrativa. Poi comprendo nel merito il suo intervento per quanto riguarda il maggior numero di articoli che poi sono stati inseriti all'interno della legge di stabilità, ma è una questione di merito. Quindi se va a conclusione, onorevole Giamboni, così facciamo intervenire l'onorevole Safino. Presidente, io concludo dicendo che nel merito, sull'ordine dei lavori, voglio sottolineare come questo Parlamento non sia nelle condizioni, considerata l'assenza del Presidente della Regione e della quasi totalità degli assessori regionali, a continuare questa discussione. Oltre che mortificare il Parlamento, non siamo fattivamente nelle condizioni di poterci confrontare con chi ci dovrebbe spiegare questa manovra finanziaria. Grazie onorevole Giamboni. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Safina. Io ricordo a tutti che comunque per il Governo è presente in questo momento l'assessore Dagnino, che è competente rispetto al disegno di legge di cui si sta discutendo. Prego, onorevole Safina. Presidente, onorevoli colleghi, Assessore, una chiosa sull'intervento del mio collega. Io la relazione, o meglio la nota di lettura non l'ho rinvenuta, ho trovato i riferimenti normativi nel tablet che sono due cose diverse, però... Sono due cose diverse, onorevole Appunto, Safina. ho trovato... Quella che è obbligatoria è la relazione. E non c'è. La nota non è... Lo so, la nota non c'è, e infatti la relazione non c'era nemmeno. Non c'è. Sono due cose diverse. Non c'è. La relazione è una cosa, la nota di lettura è un'altra cosa. E non c'è. C'era... Io non vorrei reiterare l'intervento che ho fatto poco fa. La relazione c'è. Dopodiché la nota di lettura è un altro documento che è diverso, ma la relazione c'è, altrimenti non potevamo mettere non potevamo inviare il disegno di legge, non lo potevamo mettere, non potevamo incardinare. Prego, onorevole Safino. Poi alla chiusa del mio intervento ne tornerò sul punto. Vede, Presidente, questa mattina, Assessore, avevo letto qualcosa nei giorni scorsi e mi è venuto alla mente un famoso discorso di Aldo Moro, nel quale a un certo punto
Aldo Moro, ebbe a dire che questo Paese non si salverà, la stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera se non rinascerà un nuovo senso del dovere. Ebbene, io sono preoccupato perché, vede, quest'Aula ne è la dimostrazione plastica, quello che diceva anche il mio collega in qualche modo lo rassegnava già, il senso del dovere in quest'Aula si è perso da tempo e al governo il senso del dovere non ha mai albergato. E sa perché? Perché una delle cose che in primo luogo deve fare chi ha senso del dovere è, soprattutto quando rappresenta le istituzioni, essere da esempio. E un buon esempio lo dà chi racconta la verità, chi non edulcora la realtà. Ebbene, durante la discussione della mozione di sfiducia, il presidente Schifani ha avuto modo di più volte attaccare l'opposizione, le forze all'opposizione del suo governo, dicendo che saremmo i partiti del no, quelli che non fanno proposte, quelli che sanno solo criticare ciò che viene di buono dalla sua compagine. Ora, se il Presidente seguisse i lavori d'Aula e si informasse su ciò che avviene tanto nelle commissioni di merito quanto nella Commissione Bilancio, scoprirebbe che a fronte di molte delle vostre proposte le forze di opposizione hanno provato a interagire e interloquire, in particolare PD, Movimento 5 Stelle e Controcorrente hanno presentato 23 proposte unitarie, che non sono necessariamente dei no, caro assessore Dagnino, alle proposte che voi avete lanciato, ma sono dei sì condizionati, delle correzioni ai vostri interventi. Perché, vede, assessore, voi con l'articolo 1 ne elenco alcuni a modo esempio. Con l'articolo 1 e con l'articolo 2 avete introdotto due norme che prevedono degli incentivi. Assessore, però se lei parla al telefono è fastidioso. Presidente. Avete introdotto delle norme all'articolo 1 e all'articolo 2 che noi non abbiamo contestato. Abbiamo detto che probabilmente a queste norme andrebbe agganciata una politica industriale, perché altrimenti saranno effimere. Abbiamo detto che serve una politica energetica, per esempio, all'interno delle politiche industriali per la nostra regione. Voi le politiche energetiche le intendete come norme che possono favorire l'implementazione degli impianti di energia alternativa. Io non sono contrario, però politica energetica vuol dire anche mettere in campo un'iniziativa che possa ridurre i costi energetici per le imprese e per i cittadini siciliani. Tutto questo manca, ma ciò non di meno, tornando all'articolo 1 e all'articolo 2, noi abbiamo detto: guardate, queste norme va bene, siamo anche disponibili a dire sì all'approvazione delle medesime, però guardate che vanno corrette, perché vanno implementate con alcuni rimedi che servono, per esempio, a migliorare la coniugazione dei tempi di vita e di lavoro per le famiglie, per le donne. E quindi vi abbiamo proposto, per esempio, di aumentare il contributo a quelle imprese che introducono norme di welfare aziendale, che introducono delle riduzioni dell'orario di lavoro, che introducono, assessore, voi nelle norme che avevate fatto non avevate previsto nemmeno la sanzione e avevate dato la possibilità anche a chi aveva avuto comminate sanzioni definitive per la violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, la possibilità di addivenire a questa erogazione. Ve l'abbiamo dovuto dire noi di introdurre questo divieto. Queste non sono forze politiche che dicono no, sono forze politiche che ragionano sui problemi concreti della nostra società, che ragionano su quello che è una piaga del nostro sistema produttivo, perché la Sicilia è la regione con meno ispettori del lavoro, ma con più infortuni nel resto del paese e tra l'altro con più infortuni anche mortali. E allora noi non abbiamo detto no, abbiamo detto dei tanti sì. E l'abbiamo fatto sull'articolo 1, sull'articolo 2, l'abbiamo fatto per esempio sul fondo per intervenire nelle aree disagiate. Noi insieme alle altre forze di opposizione abbiamo riscritto quella norma, perché per come l'avete scritta voi,
quella norma lì non servirà a nulla, non raggiungerà alcun obiettivo, mentre noi ve l'abbiamo riformulata dicendo: se vogliamo fare una cosa seria, interveniamo nelle aree disagiate per esempio delle grandi città metropolitane, interveniamo nelle aree dove maggiore è il rischio di disagio sociale, con una norma organica, non con uno spot. E poi, e mi avvio alle conclusioni per lasciare il tempo anche ai miei colleghi, vi abbiamo detto che nel momento in cui andate decantando le grandi risorse disponibili, e stiamo facendo una legge di stabilità da oltre 1 miliardo di euro, 1,2 miliardi, ora non ho visto, con le ultime norme che avete introdotto, non ho capito bene nemmeno quanto quota complessivamente la manovra. Ma è possibile mai che nel momento in cui aumentano le risorse a disposizione e state sempre declamando ai 420 che poi avremo oltre 2 miliardi di euro di avanzo da utilizzare, che non si aumentano le risorse per gli enti locali? Cioè, quando diminuivano le risorse a disposizione tagliavamo quelle degli enti locali, quando aumentano quelle degli enti locali rimangono invariate, salvo che c'è un gravissimo peso delle riserve. E tra queste riserve, ve ne dico una tra tutte, avete avuto il coraggio di introdurre una norma, sbandierata per esempio dall'assessore Tamaio, di introdurre un fondo da 2 milioni di euro per le imprese di Mondello che verranno chiuse o che subiranno un danno per effetto dei cantieri. Guardate che i cantieri si fanno nel resto della Sicilia, non è che i cantieri si fanno solo a Mondello, e dire che questa norma è destinata ai comuni delle aree metropolitane, e per le aree dei comuni delle aree metropolitane ad alta, cosa vuol dire ad alta peraltro vocazione turistica? Le rammento che abbiamo fatto una norma che dice che tutti i comuni siciliani sono comuni turistici, non ce n'è ad alto o bassa, sono tutti turistici. E peraltro, se proprio dovessimo verificare le statistiche, ci sono aree a maggiore densità turistica di Mondello. Ma il tema, vede qual è, Assessore, non è i 2 milioni per Mondello, è che voi ricascate sempre negli stessi errori. Cioè, non avete una linea, non avete un'etica nel proporre le misure, perché per voi la legge di stabilità è spartizione. E non si spiegherebbe perché da 26 articoli arriva a 134. E poi non consideriamo i commi che ci sono nelle riserve, le varie norme che avete inserito. Allora, non è che noi siamo le forze del no. Noi siamo forze politiche responsabili che immaginiamo un futuro per la Sicilia, che vorremmo dare un indirizzo alla Sicilia, che proviamo da opposizioni a rimettervi in condizione di ragionare su quello che serve, ma voi purtroppo siete, bisogna dire, più cuffariani di Cuffaro, perché il modello di governo che avete in testa è quello della distribuzione delle prebende, e dunque anche quest'anno sprecheremo decine e decine di milioni di euro in misure che non serviranno a niente. Perché, vede, Assessore, poco fa i colleghi hanno partecipato a una discussione con la Coldiretti, e poi chiudo veramente. Ma avete pensato per esempio a una misura per chiudere le filiere produttive? No, non l'avete minimamente pensato. Avete pensato che servirebbero le filiere? Lei me lo insegna, servono a tutelare tanti produttori, tanti consumatori, e servono comunque a garantire che il valore non si disperda. Queste possono creare capacità occupazionale, capacità di resistere alle turbolenze del mercato. Avete previsto 10 milioni di euro per i dazi, quando l'avete detto voi che i dazi peseranno nella nostra economia per il 15% nelle nostre esportazioni, e che le esportazioni valgono circa 200 milioni di euro negli Stati Uniti. Il conto è presto fatto: se 200 milioni è il valore delle esportazioni siciliane verso gli Stati Uniti, è chiaro che il 15% sono 30 milioni, con 10 milioni non faremo niente. E allora io penso che questa manovra vada ripensata, e non nei vostri caminetti, quelli che farete con la maggioranza, nella quale poi vi dite le cose e le tradite in quest'Aula, ma vadano ripensati in quest'Aula con uno spirito costruttivo, sapendo, e lo dica al Presidente,
che qui non ci sono irresponsabili, qui ci sono forze politiche responsabili che tengono al futuro della Sicilia. Grazie onorevole Safina. Colleghi, io ho iscritti per la discussione generale di oggi altri due colleghi, che sono l'onorevole Lavardera e l'onorevole Schillaci, anche per capire poi l'andamento dei lavori d'Aula odierni. C'è qualche altro collega che vuole intervenire oggi sulla discussione generale? Così, ok, l'onorevole Chinnici. Va bene. Prego, onorevole Lavardera. Grazie Presidente. Non dico onorevoli colleghi perché di onorevoli colleghi ce ne sono fondamentalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'opposizione con i colleghi che sono andati già via che c'erano. Fondamentalmente non c'è la maggioranza. No, non c'è la maggioranza. Assessore, è brutto che in questo Parlamento non abbiamo le telecamere rivolte ai banchi del Parlamento, perché chi ci sta ascoltando da casa dovrebbe rendersi conto che nel momento più importante della nostra regione, in cui decidiamo come spendere i milioni di euro per i siciliani, il Parlamento di fatto latita, la maggioranza, di questo Parlamento latita, e latitano gli assessori, latita il Presidente di questa regione. Perché la discussione generale, ricordo, caro Assessore Dagnino, è un momento fondamentale della manovra. Vi darebbe la possibilità di ascoltare le proposte dell'opposizione. E sono fermo ancora alle parole del Presidente Schifani che, seduto in quella poltrona, tra un pisolino e l'altro che si è fatto, ci diceva: ma voi non avete proposte. Non solo ha detto una cosa straordinaria che è passata in sordina e che forse nessuno dei giornalisti si è accorto di questo passaggio: quando c'eravate voi, io non c'ero ad esempio, ma quando c'eravate voi al governo Crocetta avete addirittura fatto dimettere l'assessore per i disabili, ricordando l'episodio di Siamo handicappati ma non siamo cretini, svolto in maniera magistrale dai ragazzi che hanno avuto il coraggio di fare dimettere quell'assessore, imputando che quindi quando c'era la sinistra al governo in tema di disabilità noi o voi o loro, perché io non c'ero, non siamo stati in grado di dare una parola nei confronti di quell'assessore che evidentemente ha perso. Ma lo sapete oggi quell'assessore, il cui cognome è già un nefasto, perché tutti Miccichè in questi casi, in questa regione, sono cognomi allucinanti. Era Agrigento, c'è un sindaco di Miccichè, poi ognuno. Questo signore qua, che il Presidente Schifani imputava alle opposizioni, si chiama Miccichè, Assessore Dagnino. Io lo dico al Presidente che ha accanto, anzi che non ha accanto. Oggi consigliere comunale di Forza Italia a Caltanissetta, nonché consigliere provinciale. Ma voi ci siete o ci fate? Imputate a noi, classe dirigente che non è in grado di governare questa regione, e poi ve lo pigliate nella stessa maggioranza e nello stesso partito del Presidente Schifani. Avete la faccia con i calli, per non dire qualche altra cosa, visto che siamo in Parlamento. Non avete idea dell'accozzaglia indefinita che definisce il vostro stesso governo, e oggi è veramente squalificante vedere un Parlamento vuoto, dai banchi della maggioranza che non hanno rispetto di quelle proposte che noi vorremmo fare. Ma cosa facciamo se non ci ascolta nessuno, con tutto il rispetto dell'assessore Dagnino, che è un pezzo di questo governo? Allora, andando nel merito di questa manovra, state dimostrando come sempre di avere una miopia totale rispetto ai temi cruciali di questa regione. Una manovra che oserei dire delle lobby, che guarda ai pochi, che guarda agli interessi circoscritti di determinati gruppi politici o fazioni politiche. Le do una dimostrazione? Voi siete riusciti a inserire un articolo, perché di questo badi bene il Presidente Schifani a pensare che noi parliamo di cose che hanno a che fare col sesso degli angeli. Noi vi inchiodiamo alle vostre responsabilità
partendo dalla misura che voi stessi avete presentato. La prima misura lobbistica, che guarda gli interessi di pochi e degli amici, è contenuta all'articolo 6. Un capolavoro avete fatto, Assessore, un capolavoro. L'articolo 6 è la prova che questa manovra ha nomi e cognomi rispetto ai beneficiari che sono amici vostri, compagni di merenda. L'articolo 6 dà la possibilità alle autovetture e agli autoveicoli leggeri con peso inferiore a 3,5 tonnellate immatricolati dal 2026 provenienti da altra regione di avere uno sconto sulla tassa del bollo. Dice voi, una cosa buona effettivamente, diamo la possibilità di dare una mano alle aziende che hanno più furgoni, che magari fanno fatica a pagare i dipendenti e gli operai nel settore che so edile, che hanno come obiettivo di salvaguardare, e quindi la regione dice più mezzi? Bene, io ti do la possibilità di pagare meno bollo, ma voi qua ci mettete il capolavoro. Riferite questa tassa del bollo, onorevole Assenza, e lo date a chi? A quelle aziende. L'esenzione prevista al presente articolo operano limitatamente al periodo residuo che intercorre tra la data di ingresso nella regione siciliana e che hanno sede in una provincia autonoma. Dice, chi può dire? Perché voi quando fate le norme siete pure bravi a mistificare la realtà, e quindi noi, siccome siamo altrettanto bravi, dobbiamo capire di che stiamo parlando. Avete fatto la norma per Sicily by Car, che ha sede, guarda caso, nella provincia autonoma di Bolzano, e gli avete fatto un regalo a Tommaso Dragotto. No, Assessore, a chi gliel'avete fatto questo regalo? Vergogna! Siete i soliti amici di compagni di merende che avete a cuore gli interessi dei vostri amici. I siciliani possono morire. Un'altra norma ad personam, gliela dico subito, lo ha detto il collega Safina, ma è importante leggerle le norme, perché nella lettura delle norme si evidenzia tutta la vostra capacità di avere e di prendere in giro i siciliani. L'articolo 32 è un capolavoro, perché vanno lette, va studiata antropologicamente la vostra capacità di prendere in giro i siciliani. Articolo 33. L'assessore regionale delle attività produttive è autorizzato a concedere, nei limiti degli aiuti de minimis, un contributo straordinario a titolo indennizzo agli imprenditori cui, cioè voi scrivete nome e cognome, agli imprenditori i cui esercizi commerciali siano ubicati in località ad alta valenza turistica delle città metropolitane, le cui attività sia stata penalizzata da chiusura di traffico. Ma perché vi vergognate e non scrivevate direttamente 2 milioni di euro? Si sta agitando l'assessore, si sta agitando. Bello, vi sono contento. Scrivevate 2 milioni di euro per Mondello. Vi vergognate delle vostre stesse norme? Cioè, anziché scrivere Tamaio vuole dare 2 milioni di euro a Mondello, ci fate la supercazzola che si autoriproduce, direbbe qualcuno. Quindi uso in prestito queste parole perché vi vergognate a dire che volete dare 2 milioni di euro solo, esclusivamente agli esercenti di Mondello. Nulla questio. Io non sono contro dare degli indennizi a chi ha una chiusura del traffico e quindi nel rischio di impresa poi di fatto ha un danno. Nulla. Bravo. Ma se lo fate per Mondello, lo dovete fare per tutti gli altri comuni siciliani che già gli esercenti, ve ne potrei dire migliaia, gli esercenti che hanno chiuso i loro negozi perché gli hanno fatto lavori e hanno chiuso il traffico, hanno avuto delle perdite, ma siccome non hanno un santo in paradiso, non sono di Mondello e non sono amici di Edmondo Tamaio, detto Di Maio, come si faceva scrivere nella sua tabella elettorale, possono morire. Allora questi due esempi potrei continuare per ore. Sono la fotografia plastica del vostro modo, e uso un termine di cui mi assumo la responsabilità e che pretendo di essere querelato, di delinquenza politica. Voi siete dei delinquenti politici che avete usato le leggi in maniera perfetta, precisa,
per aiutare gli amici e per non aiutare i siciliani. Le vostre norme non guardano una pletora di interessi dei 390 comuni, ma guardano gli interessi dei pochi, guardano gli interessi delle lobby. Leggendo questa manovra di 140 passi articoli, ci siamo imbattuti in decine di emendamenti fatti ad hoc, senza un criterio di oggettività, di parcellizzazione della spesa. Mancano degli interventi seri per veramente non creare, perché voi cosa fate? C'è il problema delle liste d'attesa, potenziate l'informatizzazione, perché in questo modo, informatizzando, le liste d'attesa crolleranno. Cioè voi, anziché risolvere il problema a monte, nel cuore del problema, voi provate a metterci delle pezze per poter dire: vedete, l'abbiamo fatto. Voi non avete idea dei disastri che in questi mesi avete operato. Non avete idea di come far tornare i giovani siciliani che vanno via. Non avete idea di come risolvere il problema del caro voli. Continuate a mettere toppe a dei buchi che sono enormi e sulla quale pensate di risolvere i problemi con dei comunicati stampa. Non andate al cuore del problema e rispondete al telefono, perché questo sapete fare. Lei è degno del fino del suo Presidente della Regione, mentre io parlo, risponde al telefono. Come sta la persona con cui parla? Sta bene? Ma la saluta la prossima volta, se può. E quindi, Presidente, è questa la nostra analisi. Come opposizione abbiamo presentato degli emendamenti puntuali, precisi, circoscritti della nostra visione complessiva della Regione siciliana. Come sempre, ovviamente, non ci ascolterete. E ovviamente abbiamo pensato anche, prima di incontrare in quest'Aula la Coldiretti, che ha voluto darci la loro visione del problema atavico che riguarda gli agricoltori, per cui la base del loro problema ha una sola parola, si chiama acqua, mancanza di acqua. Con loro abbiamo preso un impegno con tutte le forze, perché questo non può essere un tema del PD, dei 5 Stelle, di Caio e di Sempronio, è un tema dei siciliani, e qui sì che con grande senso di responsabilità noi non faremo mancare il nostro sostegno, perché sui temi importanti non ci possono essere colori politici. Abbiamo assunto l'impegno di firmare un emendamento proposto dalla Coldiretti e che porteremo fino in fondo. Ma ancora una volta, e questo è soltanto l'inizio delle puntate a serie di Netflix, perché oggi ve ne ho parlato di 2 norme ad personam, siete degni del nome di scilipoti, questo è il vostro governo, degno di scilipoti. Ma lunedì, quando continuerà la discussione generale e in tutta la finanziaria, su 134 articoli abbiamo trovato qualcosa come 62 articoli degni della parola ad personam, non sui macro temi, su cui non mettiamo in discussione nulla, perché ci sta portare a casa dei risultati per i propri territori, ben venga nella complessità, ma non possiamo dimenticarci del resto della Sicilia. Noi su questo la vostra retorica politica becera e sul fatto che solo una cosa vi resta a questi siciliani: un governo politicamente delinquente che pensa ai propri amici e si dimentica dei siciliani. Grazie onorevole Lavardera. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Schillaci. Prego onorevole. E poi ho l'ultimo intervento dell'onorevole Chinnici. Grazie Presidente, colleghi, quelli che sono rimasti in aula e Assessore Dagnino. Oggi ci troviamo a parlare di questa manovra finanziaria, una manovra che non era mai stata così pesante, veramente un tomo incredibile, motivo per il quale le opposizioni sono andate via, hanno abbandonato i lavori della Commissione, perché vedevamo passare tutta una serie di fogliettini da una stanza all'altra, deputati che correvano per avere approvati i loro desiderata e vedevamo passare delle nostre proposte o comunque dei suggerimenti di miglioria al testo che venivano puntualmente sorpassati o comunque non prese neanche in considerazione.
Bene, la manovra era inizialmente snella, è diventata più di 130 articoli, ma vede Presidente, sa di chi è la colpa di questo? La colpa è del Presidente Schifani, che il Presidente ha annunciato che c'erano delle maggiori entrate da parte della Regione. Quello che cosa è successo? Questo ha fatto naturalmente aumentare gli appetiti di una maggioranza sempre più famelica. E in questa finanziaria oggi ci troviamo di tutto. Ci troviamo norme appesantite, norme che sono naturalmente fatte ad personam, ma ci troviamo anche, finanche, dei veri e propri disegni di legge. Ci sono disegni di legge all'interno di questa manovra. Io credo che, Assessore Dagnino, lei non ne sarà certo lieto di questo, perché questa è una manovra finanziaria. Non dovrebbe essere una manovra con all'interno disegni di legge che non sono probabilmente neanche passati dalle commissioni, per cui non hanno avuto un approfondimento adeguato. E ci sono persino debiti fuori bilancio all'interno di questa manovra, debiti fuori bilancio che spesso la maggioranza non mette la faccia e quindi vengono all'interno inseriti e camuffati. Bene. Quindi male ha fatto il Presidente Schifani a fare queste dichiarazioni, perché c'è stato una vera e propria assalto alla diligenza e certamente non sono manovre, non è una manovra che risolve i problemi più critici della Sicilia e soprattutto dei siciliani, rifiuti, acqua e finanche le liste d'attesa. Ridicolo l'articolo 8 sulla riduzione delle liste d'attesa, un monitoraggio che dovrebbe essere scontato, cioè che dovrebbe essere un'attività amministrativa, non certo messa all'interno di una manovra finanziaria. Si vogliono ridurre le liste d'attesa? Do un suggerimento da questo scranno. Cominciamo a gestire in maniera adeguata l'intramenia, perché il problema delle liste d'attesa è la carenza di medici e se finanche quei medici che abbiamo all'interno del nostro servizio pubblico, la loro attività intramenia non viene gestita in maniera adeguata e soprattutto controllata, che è quello un altro dei problemi di questo governo regionale e dell'intera regione siciliana. Vede, Assessore Dagnino, quello che servirebbe oggi è un maggiore controllo in tutti i dipartimenti, a cominciare dal suo dipartimento, dove la vigilanza fa acqua da tutte le parti. Arrivano indagini in commissione antimafia dove viene puntualmente suggellata la carenza di attività di vigilanza e di controllo in tutti i dipartimenti, ma soprattutto nel dipartimento all'assessorato all'economia, che ha in capo la vigilanza degli enti pubblici e delle partecipate. O ancora, fa ridere il contrasto al disagio sociale. L'articolo 10 è un articolo calato, un desiderata dell'assessorato da politiche e famiglie ed istruzione. Un articolo che è di una vaghezza incredibile, cioè non si parla né di come devono essere utilizzate queste risorse, stiamo parlando di disagio sociale e lo sappiamo bene cosa è successo in Sicilia in questo ultimo anno per il disagio sociale. Gravi problemi, gravi notizie di cronaca nella città di Palermo, città di Catania, ed è veramente un miracolo che ci siano stati veramente pochi morti e mandiamo un abbraccio alle famiglie che ci ascoltano da casa. È davvero incredibile. Il disagio sociale lo vogliamo risolvere dando delle risorse ad un assessorato che, a mio avviso, dovrebbe lavorare in sinergia, l'assessorato istruzione, assessorato alla famiglia, assessorato alla sanità, e l'assessorato alle attività produttive. Tutto questo non avviene. La sinergia
è una parola che viene completamente dimenticata da questo governo regionale. Ha problemi complessi, occorrono soluzioni complesse e sicuramente in sinergia. Bene, una nuova proposta da parte del Presidente Schifani sulla sanità arriva con l'introduzione di una piccola riforma che poi tra l'altro era già stata avanzata in governi precedenti sul doppio livello per la gestione delle nomine dei manager. Bene, quello che occorre in sanità è fuori la politica dalla gestione delle nomine dei manager. Noi non sappiamo, i cittadini non sanno quando si recano in un plesso ospedaliero cosa troveranno dall'altra parte, non sanno neanche se ci sono delle competenze adeguate. Tutto questo scompare da un governo e soprattutto da una regione che viene sempre gestita dai soliti dinosauri e dai solite clientele. Ecco perché poi vanno via dalla Sicilia 56.000 giovani laureati, perché hanno perso la speranza, hanno perso la possibilità di aver riconosciuto il merito, perché la nostra è una terra gestita da dinosauri e da clientele e raccomandazioni. Questo è intollerabile, noi non lo possiamo più accettare. E ancora, l'articolo 33, che è stato citato dai miei colleghi. Naturalmente è un articolo ad hoc, diciamo, per fare un articolo che è un desiderata di un assessore, ma che poi io mi chiedo, caro Assessore, è un articolo anche contraddittorio, perché da sempre, quando si chiudono le zone pedonali, mi riferisco a zone turistiche dove si creano delle zone pedonali chiuse al traffico, le attività commerciali ne beneficiano. Quindi di che stiamo parlando? Questo articolo andrebbe stralciato. Oppure ancora c'è l'incentivo edilizio. Finalmente anche questo governo regionale ha dato ragione ai governi targati e a trazione Movimento 5 Stelle, perché i bonus edilizi hanno funzionato, hanno fatto anche aumentare il PIL di 7 punti percentuali al governo nazionale. Quindi mi fa piacere, caro Assessore, che anche voi come governo regionale riconoscete la bontà di questi interventi che fanno muovere l'economia, lo sappiamo bene. Bene. Io credo che questa manovra avrebbe avuto una grande possibilità, proprio perché il Presidente Schifani aveva detto e aveva dato un margine di manovra ampio. Però vede, Assessore, non bastano gli incentivi alle imprese, così come sono stati enumerati, perché quello che serve veramente alle imprese è la sburocratizzazione. Le imprese non investono nel nostro territorio regionale perché la burocrazia è pesantissima e dove c'è la burocrazia pesante sempre si annida la corruzione. Quello che serve realmente è digitalizzare tutti i processi, lì rendere la trasparenza. Noi ancora oggi, se apriamo i siti della maggior parte degli enti pubblici e delle partecipate che sono gestite dalla Regione, l'articolo 33/2003, la legge sulla trasparenza e sull'obbligo di pubblicazione dei dati, fa acqua da tutte le parti e lì anche la Regione non fa vigilanza. Quindi quello che serve è sburocratizzare, rendere le nostre reti infrastrutturali adeguate. Oggi continuiamo ad avere trasporti da terzo mondo, è pazzesco e noi lo diciamo dalla scorsa legislatura. Abbiamo presentato interrogazioni, abbiamo fatto svariate segnalazioni e non arrivava alcun intervento da parte della Regione. Cominciate a spezzettare i lotti per rompere i monopoli e gli oligopoli che ci sono nel trasporto pubblico locale e nei trasporti marittimi. Comunque, i siciliani
non sono certo soddisfatti di questa manovra, perché non vengono sicuramente risolti i problemi delle famiglie e della maggior parte delle piccole e medie imprese, che ogni giorno hanno a che fare col caro vita, col caro energia. Noi avremmo avuto voglia di vedere una manovra più visionaria, ma soprattutto una sinergia, quella sinergia che oggi servirebbe davvero a risolvere i problemi dei siciliani. Io spero tanto che questo governo possa passare presto il testimone, perché le soluzioni che continua a presentare alla Sicilia e ai siciliani non sono certo risolutive e non sono degne di una terra come la Sicilia, che merita di volare alto. Grazie onorevole Schillaci. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Chinnici. Nel frattempo comunico che il testo del disegno di legge di stabilità comprende altresì il comma 34 dell'articolo 11 precedentemente non inserito per mero errore materiale. Prego, onorevole. Colleghi, ci sono stati degli errori, li stiamo comunicando all'Aula. Prego, onorevole Chinnici. Sì, grazie Presidente. Allora, no, io parlo da qua perché così si vede meglio che l'Aula è deserta, che oggi diciamo è il primo dei 2 giorni della discussione generale e siamo qua, diciamo in quanti, 5, 6, 7, maggioranza 2, 3 sempre con l'onorevole Marchetta. Presidente, sembra che uno voglia fare ironia, però se ironia è ironia tragica. Allora, noi siamo chiamati, io ho ricevuto il testo completo come tutti i colleghi ieri, abbiamo tempo per gli emendamenti fino a lunedì, la discussione avviene fino a venerdì, anzi, quindi fra 3 giorni, oggi cosa? Mercoledì, 48 ore. Abbiamo 48 ore di tempo per fare emendamenti a una manovra che, come è stato rilevato dai colleghi che mi hanno preceduta, è lievitata appunto di parecchio, arrivando a ben 134 articoli, vabbè, compresi quelli sull'entrata in vigore, eccetera, comunque totale 134 articoli. Quindi noi l'abbiamo avuto ieri. Il termine degli emendamenti è tra 48 ore. Ci sono delle tabelle dove c'è, come al solito, di tutto di più e praticamente bisogna avere l'occhio, meno male che c'è l'intelligenza artificiale, così andiamo a selezionare immediatamente tutto quello che serve, perché a parte perderci la vista, queste tabelle sono comunque fondamentali, perché là dentro c'è praticamente la vita stessa di tanti ambiti fondamentali per i siciliani. E vengo appunto alla questione fondamentale. Poco fa, diceva il mio collega Giambona, c'è stata un'assemblea di Coldiretti, c'è stata addirittura la conferenza stampa dell'ANCI. Cioè, alcuni di noi colleghi erano là ad ascoltare la conferenza stampa dell'ANCI Sicilia, perché il presidente dell'ANCI lamentava il fatto che non ha di fatto un'interlocuzione strutturale. Cioè, ci lamentiamo di una manovra che appunto, come sempre, è un patchwork di singoli bisogni a chiamata di qualche singolo comune. Abbiamo denunciato appunto la parcellizzazione verso proprio con articoli spot e con versamenti di fondi spot sempre per singoli comuni in questi 3 anni di legislatura. Ma per debellare, diciamo, questo meccanismo in maniera definitiva e strutturale, l'interlocuzione con l'ANCI dovrebbe essere veramente fissa e strutturale. Non dovrebbero essere costretti il Presidente e il Segretario Albano a fare una conferenza stampa dove ci hanno portato tanto di tabelle, immagini, punti. È chiaro che ci sarebbe già qua tutto quello che serve per una manovra snella, concreta e che punta a quelle
20 cose fondamentali che servono per la vita dei comuni, tutti, non solo quelli in grazia ad alcuni deputati, non solo quelli utili per nutrire il collegio elettorale di qualche deputato. E allora possiamo fare chiaramente esempi su 1000 cose, però tra le tante ovviamente che sono state messe in luce, sapete che io ho una fissazione ovviamente per tutto quello che riguarda la scuola. Qualche settimana fa l'assessore Turano era venuto in commissione istruzione e ci aveva fatto sognare, perché aveva portato un pacchetto di misure che, al netto di qualche spreco, diciamo, che avevamo evidenziato, di alcune cose per noi non fondamentali, ma aveva delle cose interessanti. Bene, io in questa manovra trovo un articolo e basta, poi vado a guardare nelle tabelle e niente, cioè di tutto quello che è essenziale e fondamentale. Uno fra tutti, proprio per dire una cosa che riguarda veramente l'intera Sicilia, il trasporto scolastico è fermo sempre a 11 milioni. L'ANCI ci dice che ne servirebbero 85 milioni. Ora, tra 11 milioni e 85, dico, magari una via di mezzo si potrebbe ancora trovare. Ma vengo anche alla manutenzione straordinaria delle scuole. Cioè, attenzione, perché parliamo di cose per le quali poi, quando accade l'incidente, cade il calcinaccio, che poi c'è lo scandalo, i comuni non si sono occupati delle scuole e mettono a repentaglio la vita degli alunni e degli insegnanti, giusto? Ecco, manutenzione straordinaria delle scuole. Io ieri mi sono informata con gli uffici, i fondi sono finiti a luglio. Praticamente si è andati con il bando, con l'avviso, diciamo, a sportello, dopodiché, finiti i fondi a luglio, tutti gli altri in questo momento sono fuori. Mi sono interfacciata con un funzionario dicendo quindi sarebbe utile incrementare il fondo manutenzione straordinaria. Il funzionario che mi ha risposto ovviamente mi ha detto magari sarebbe fondamentale. Ora, io cosa vado a guardare? Subito dico, beh, se il funzionario lo dice a me, è chiaro che sicuramente il governo avrà recepito, la maggioranza si sarà fatta latrice di una simile richiesta che non viene da singoli territori, ma viene dagli stessi uffici della scuola. Ecco, e vado a vedere che per la manutenzione straordinaria delle scuole da 8 milioni dell'anno scorso si scende a 6 milioni nel 2026 e addirittura 5 milioni di euro per tutta la Sicilia, manutenzione straordinaria delle scuole nel 27 e nel 28. Potremmo fare tanti altri esempi, per esempio il fondo progettazione comuni era a 50 milioni di euro e non è pervenuto in questa manovra. Non parliamo ovviamente, è stato detto prima, della sanità. Segnalate da Agenas con il rapporto che è stato pubblicato ieri 103 aree che riguardano 43 strutture ospedaliere, cioè 1/3 del totale nazionale. Ora mi chiedo, sulla scorta di tutti questi input che vanno arrivando, ma non sarebbe il caso di rifermarsi un attimo e mettere mano a una manovra che possa avere, visto che tra l'altro è l'ultima manovra di questa legislatura praticamente importante, triennale, e mettere mano veramente alle cose essenziali, snellirla e andare al cuore. Noi come Opposizioni Unite abbiamo presentato una ventina di emendamenti consistenti, lei lo sa Presidente, una ventina di emendamenti che potrebbero costituire una manovra alternativa più efficace e più seria, anche per rispondere al governatore Schifani che ci accusa di fare solo chiacchiere e polemiche inutili. Non è così, assolutamente. E allora vorremmo che queste nostre proposte venissero ascoltate. Finisco con l'altro grande, enorme problema che riguarda il personale degli enti locali, personale part-time, persone che da più di 20 anni, 10 anni, 15 anni lavorano anche soltanto 18 ore. Ora, qua non si tratta della solita affezione che la sinistra ha per i precari, anche, e per i lavoratori e le lavoratrici anche, ma c'è anche un'esigenza precisa.
Gli enti locali sono in buona parte in quasi dissesto funzionale. Ci sono servizi che non riescono a essere erogati perché manca banalmente il personale formato certamente. Faccio solo un esempio e chiudo, uno dei tantissimi che si potrebbero fare. L'altra volta siamo stati con la collega Ciminnisi e il collega Giambona a Carini, dove si è parlato c'è stata un'importante iniziativa sull'abusivismo edilizio. E Carini sappiamo che è un comune molto virtuoso per quanto riguarda le demolizioni, che con coraggio sono state portate avanti all'amministrazione comunale. Bene, le demolizioni ovviamente di edifici abusivi. Adesso di fatto il Comune si trova con l'ufficio che si è occupato in tutti questi anni in maniera meritoria, c'erano 20 persone che lavoravano a questo ed erano riuscite con efficacia a fare un lavoro di legalità, di antimafia, contro l'abusivismo, eccetera, eccetera. Bene, azzerato. Non c'è più questo personale, per vari motivi è stato spostato, eccetera. È uno dei 1000 esempi che potremmo fare e che dicono la necessità dell'ascolto dei famosi territori, ma per poterli tradurre poi in norme, ripeto, più snelle, più efficaci, che rispondano veramente ai bisogni della Sicilia tutta e che non guardino agli interessi particolari tesi semplicemente, come si è detto e continuiamo a ripetere, soltanto a incrementare singoli consensi elettoralistici dei deputati. Ci aspettiamo realmente, e con umiltà lo chiediamo, non con voglia di polemica, ma ci sono dati che parlano veramente chiaro, dall'Agenas, dalla Corte dei Conti sui rifiuti, da quello che arriva appunto dall'ANCI. Cioè, abbiamo una materia e temi e argomenti che potrebbero veramente fare riscrivere questa manovra in 48 ore. Grazie. Grazie onorevole Chinnici. L'ultimo intervento dell'onorevole Giambona. Prego, onorevole. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. La mancanza della Presidente della Regione Schifani è sicuramente un grande vuoto che non ci permette di confrontarci appieno su quelli che sono i temi che noi parlamentari vorremmo che lui sentisse. Io credo che l'ultima sua presenza qui nella mozione di sfiducia probabilmente ha rappresentato il periodo massimo di attesa, ma non anche di presenza del Presidente della Regione. Presenteremo, come dice il collega Cracolici, altri atti per far sì che lui venga qui in questo Parlamento a confrontarsi, ma più che altro noi vorremmo che ci fosse il Presidente della Regione Schifani qui a parlare con noi, a parlare con i siciliani, perché continua il Presidente a fare degli scivoloni, mettiamola così. È solito a farne tanti, soprattutto quando si tratta di discutere la nostra finanziaria. Anche ricordiamo molto bene che ogni qualvolta il Presidente della Regione è stato qui presente nella discussione degli articoli della finanziaria, molti sono andati male le sue proposte che ha avanzato. Però devo dire che nella discussione della mozione di sfiducia, il Presidente della Regione è andato, devo dire, anche oltre. Noi abbiamo sottoposto a lui tutta una serie di questioni, una serie di domande, lo abbiamo letteralmente inchiodato sulle responsabilità del Governo e della sua maggioranza, ma non abbiamo riscontrato nessuna risposta, per così dire, lineare e concreta rispetto a quelli che sono stati i temi che gli abbiamo sottoposto. Non abbiamo ben compreso, ed è questo il motivo per cui noi vorremmo un surplus di presenza del Presidente della Regione, se lui stesso è, per così dire, convinto della sua azione politica e amministrativa, se in sostanza ha una percezione della realtà, se ha una percezione di una realtà che sia alterata, che sia distorta, oppure se lui stesso magari, attraverso quelli che sono i suoi consiglieri, probabilmente vuole anche provocare i parlamentari tutti
non solo delle opposizioni. Perché non solo il Presidente della Regione non ha risposto su tanti temi. Io ho posto alcune domande che nel merito c'entravano l'aspetto dell'immobilismo, della carenza di riforme, su aspetti enormi di natura politica, ma pure ha risposto male il Presidente della Regione. A un certo punto, Assessore Dagnino, parlo con lei che è l'unico presente qui del Governo, ha avuto pure il coraggio di dire che nei banchi delle opposizioni non c'è uno straccio di contenuto, di progetto, di politica economica, finanziaria e infrastrutturale. Allora io credo che questo sia, e lo dico ai siciliani e alle siciliane tutte che ci stanno seguendo, questa è una enorme, stratosferica, mondiale fesseria, quella che ha detto il Presidente della Regione. Potrei utilizzare altri termini, ma naturalmente il luogo mi impone di mantenere un certo aplomb, perché guardate, il Presidente della Regione, che è molto attento, almeno tale dovrebbe essere, alle dinamiche parlamentari, non avrebbe e non dovrebbe avere alcuna difficoltà ad andare a spulciare quelle che sono le proposte avanzate dai partiti politici, tutti, di maggioranza e di opposizione in questa legislatura, in particolare quelli del Partito Democratico, e lo invito a fare un accesso a quelle che sono le nostre banche dati, si renderà conto come sono oltre 1.900 gli atti presentati al Partito Democratico, di questi all'incirca 300 sono solamente disegni di legge. Allora lì ci sono proposte che mirano concretamente a risolvere quelli che sono i problemi dei siciliani, spaziano in ampi ambiti della nostra economia, ambiti del sociale, volta a migliorare le condizioni dei siciliani. Molto spesso invece riscontriamo che da parte delle forze di maggioranza ci siano proposte pari a zero. Io devo dire che la quasi totale assenza dei deputati di maggioranza e la quasi totale assenza del governo oggi certificano anche questo aspetto, un aspetto che è quello relativo a una carenza di volontà nell'ascoltare quelle che sono le proposte che in questo Parlamento, che è deputato a farlo, deve rappresentare come confronto a tutte le forze politiche. Il Presidente della Regione vuole raccontare una realtà che è diversa, una realtà che non esiste. Alcune volte noi pensiamo che sia assolutamente scollegato da quella che è la realtà, perché pone delle azioni che sono assolutamente coerenti rispetto a uno Stato che noi rinveniamo di scollegamento, lui e la sua maggioranza, dalla realtà. Parto dagli ultimi fatti, ultimi giorni. Prima il Presidente della Regione sul tema della sanità ha dichiarato che avrebbe dovuto cambiare le modalità di nomina dei manager della sanità, salvo poi, alla prima occasione, procedere col vecchio metodo delle nomine secondo criteri di natura spartitoria, accontentando questo o quel partito politico. Le solite azioni e atteggiamenti di natura gattopardesca, potremmo dire di natura ipocrita. Ma dico che è scollegato dalla realtà, Presidente e colleghi, perché in questi ultimi giorni sta andando avanti, e anche celermente, una proposta che grida allo scandalo in Sicilia e non solo. I capogruppo del Senato di Forza Italia e di Fratelli d'Italia stanno speditamente portando avanti la normativa sul deputato supplente. Quindi a Roma, come in Sicilia, in base all'accordo tra Meloni e Schifani, anziché portare avanti quelli che sono gli interessi dei siciliani, l'unico obiettivo è quello di portare avanti interessi personalistici, quelli relativi alle poltrone che devono aumentare, che costeranno decine e decine di milioni di euro. Mi comprenderà qui il capogruppo di Forza Italia quello che intendo dire, ma risposte concrete ai siciliani non se ne daranno. E allora, io ritengo che queste siano proposte, e su questo ne convengono i siciliani con i quali mi confronto quotidianamente, che provengono da chi probabilmente è collegato su un altro pianeta, perché a chi può interessare dei siciliani di avere un deputato supplente, fino a 12 deputati supplenti che costeranno decine e decine di milioni di euro. Forse è un problema di natura politica, il Presidente della Regione non è in grado di tenere la sua maggioranza e vuole portare avanti queste strategie di basso profilo. Noi sicuramente siamo contrari, lo abbiamo manifestato in questa sede e lo continueremo a fare anche con i nostri rappresentanti al Parlamento nazionale.
Presidente della Regione è libero di ignorare quelli che sono i fatti, di ignorare quella che è una lettura della realtà, ma ritengo che nel ruolo che lui ha, nel ruolo che lui ricopre, non è libero invece di ignorare quelle che sono le conseguenze di una mala gestione di questa Regione. Gli ultimi dati di Agenas ci danno un quadro assolutamente sconfortante su quelle che sono le posizioni in termini di LEA, in termini di servizio al cittadino, sul diritto alla salute che viene sistematicamente negato. Dal punto di vista infrastrutturale, grida vendetta ancora il tema della questione che riguarda i collegamenti stradali, i collegamenti ferroviari, il tema della insularità. Assessore Dagnino, noi festeggiamo per un trenino, un Sicilia Express che metterà in collegamento due parti dell'Italia perché è impossibile prendere un aereo. I nostri ragazzi che vorranno ritornare in Sicilia nelle prossime settimane dovrebbero sborsare centinaia e centinaia di euro. C'è il tema dello spopolamento delle aree interne, c'è il tema dell'allontanamento dei nostri ragazzi dalla nostra terra. Ogni mese 1000 neolaureati e under 35 vanno via dalla nostra Sicilia. C'è la questione del lavoro. Ora il Presidente della Regione si vanta di numeri da 0, di tassi di occupazione che a suo dire vanno aumentando, ma non si cita in alcun modo quello che è un fenomeno, quello dei working poor, di cui entreremo nel merito quando cominceremo a discutere i primi 2 articoli proprio di questa finanziaria. In sostanza il Presidente della Regione si tiene lontano dal descrivere una situazione reale, che è quella della nostra Sicilia, dove c'è un enorme disagio profondo. Questa proposta di finanziaria è assolutamente inadeguata rispetto a quelle che sono le esigenze che noi dovremmo portare avanti. E abbiamo notato come in Commissione Bilancio, ed è questo è stato il motivo, uno dei motivi per cui il Partito Democratico insieme alle altre forze di opposizione ha deciso di abbandonare i lavori appunto della finanziaria, abbiamo cominciato a notare come ci fossero tutta una serie di proposte a destra e a sinistra, proposte di natura emendativa, come se non bastasse il testo che oggi è assolutamente fuori luogo, di 134 articoli, sui quali insomma in buona parte, finché ha potuto, il Partito Democratico ha dato un suo contributo su alcune norme, quelle che riguardano l'ente per lo sviluppo agricolo, per la loro stabilizzazione, e viva Dio, dopo tanti anni e tante vertenze questi lavoratori meritano di entrare in organico con i pieni diritti, come la questione dei forestali, come altre norme sulle quali devo dire che c'è stato un contributo fattivo di tutte le forze di questo Governo. Ma ci sono alcuni temi, devo dire, sui quali, Presidente e onorevoli colleghi, qui le risposte, e di risposte non ce ne sono affatto. Primo tema, la questione di come questo Governo e questa maggioranza intende affrontare la crisi profonda degli enti locali. Un comune su 3, Assessore Dagnino, lei lo sa, è in situazione di dissesto e predissesto. Oggi il Fondo per le autonomie prevede 350 milioni di euro, una quindicina di anni fa erano 950 milioni di euro. La Regione Sardegna, che ha delle analogie rispetto alla Sicilia, ha un Fondo per le autonomie che è il doppio di quello della Sicilia. Ma dirò di più, il Fondo delle autonomie, in funzione delle dinamiche macroeconomiche e di alcuni effetti che adesso andremo ad analizzare nel merito, appunto su quello che è l'articolato, il Fondo si sta riducendo. E le spiego qual è la motivazione, Assessore. Il fondo si sta riducendo intanto perché aumentano le riserve. Io ho sommato ieri sera, fino a mezzanotte e mezzo, ero lì a sommare le riserve degli enti locali siciliani e sono arrivato a 49 milioni e 700 mila euro. Mi darà conferma da questo punto di vista che è un numero enorme. Per carità, ci sono delle riserve che hanno un enorme spessore e valore aggiunto, ma su questo dobbiamo entrare nel merito o interveniamo su quella che è invece l'incremento della proposta complessiva del fondo stesso. Ma poi questo fondo non tiene in considerazione un altro aspetto. Come tutti gli operatori commerciali, come tutte le famiglie, anche gli enti locali sono soggetti all'aumento del costo di tutti i servizi, di tutti i prodotti. Anche loro scontano l'aumento dell'inflazione e quindi mantenere a 350 milioni di euro il Fondo per le autonomie significa
in sostanza impoverirli ulteriormente, non permettere loro di garantire quelli che sono i servizi al cittadino, il sistema di welfare, gli asili nido, non permettere nemmeno in alcuni casi di rattoppare quelle che sono le buche nelle nostre comunità. Secondo tema: come intendete, Assessore Dagnino, intervenire sulla mancata azione di rigenerazione della macchina amministrativa regionale? Noi dobbiamo rendere questo impiego all'interno della nostra amministrazione sicuramente più attrattivo. Molti ragazzi fuggono dall'impiego regionale. E allora aggiornare subito i contratti collettivi, migliorare quello che è il sistema di welfare, quello della previdenza complementare, la sanità integrativa, sono tutte proposte che il Partito Democratico ha avanzato in queste ore e continuerà a farlo nei banchi quando si comincerà ad analizzare l'articolato. Ma fondamentalmente c'è un tema sul quale noi vorremmo che ci fossero delle risposte chiare da parte del Governo, proposte avanzate dal Partito Democratico, che riguardano i nostri dipendenti del comparto pubblico siciliano, dipendenti degli enti locali siciliani, oltre 13.000, che oggi reggono letteralmente i nostri enti locali, perché nel tempo i dirigenti e i funzionari sono andati in pensione in base a quelle che sono le regole stringenti sui vincoli di bilancio e i vincoli assunzionali. Molti comuni, la quasi totalità, proprio perché è in crisi, non può procedere a fare assunzioni, e quindi gli ex contrattisti degli enti locali siciliani reggono letteralmente in piedi il nostro apparato complessivo, reggono le nostre comunità e non possono continuare ad avere uno stipendio di 900 euro al mese. Non è assolutamente dignitoso. Noi dobbiamo intervenire in tal senso. Il Partito Democratico, insieme ad altre forze politiche, ha avanzato delle proposte concrete in tal senso, come per esempio quello di cominciare a utilizzare il fondo che man mano si va riducendo, che man mano si va distogliendo dalle disponibilità complessive. Io le ricordo che c'è sempre un tempo complessivo come gruppo. Presidente, I 37 minuti non sono solo per lei. Assolutamente sì, Presidente. Vado avanti molto celermente perché le questioni, come lei comprende, sono assolutamente tante, sono complesse, ma io ritengo che da questo punto di vista questa finanziaria regionale non risponde a una sola questione che noi abbiamo posto. Il confronto oggi con Coldiretti ci ha consegnato un dato drammatico sulla disattenzione del Governo e della maggioranza sul tema dell'agricoltura. Il mancato confronto con ANCI ci dà un altro, per così dire, un altro quadro sconfortante sul rapporto sugli enti locali, il fatto che molto spesso non solo non c'è il confronto, ma quando non c'è il confronto si va in un'altra direzione. Allora noi come Partito Democratico, coerentemente a quanto abbiamo portato avanti nel lavoro delle commissioni, continueremo a lavorare in aula con una nostra proposta, un insieme di proposte che hanno l'obiettivo non solo di inchiodare la maggioranza rispetto a quello che oggi non viene fatto, ma rispetto a quella che è una proposta alternativa, una visione di governo, ma anche di sviluppo e crescita di questa nostra regione, e lo faremo punto per punto, articolo per articolo, nell'obiettivo di dare ai nostri siciliani un'idea di speranza, un'idea di futuro. Grazie. Grazie onorevole Giambona. Colleghi, a questo punto sospendo la seduta. L'assessore chiedo poi di intervenire poi alla fine di tutti gli interventi in discussione generale che continueranno lunedì, e l'Aula è riconvocata a lunedì alle ore 11:30. La seduta è sospesa.